I volti rigati dalle lacrime ed un silenzio surreale quando il feretro di Margherita Ceschin raggiunge il piccolo tempio di San Pietro di Feletto. Le parole di Adriano Bazzo riportano a quella verità che nessuno vorrebbe ricordare. Sì, lo sappiamo tutti, che l'epilogo della vita, di ogni vita, della nostra vita è la morte. Il passaggio dal qui e ora all'eternità. Ma in questo modo, come è successo a Margherita, no. Troppa violenza, un accanimento mostruoso e nella solitudine questa nostra sorella ci ha lasciati. Tante le persone che hanno voluto stringersi al dolore della famiglia, delle figlie, dei nipoti. Presenti alla cerimonia anche il sindaco di San Pietro di Feletto, Maria Assunta Rizzo, con a fianco il primo cittadino di Conegliano, Fabio Chies, dove la 72enne si era stabilita dal 2019, in quell'abitazione in via 28 aprile, dove due malviventi, senza scrupoli, l'hanno barbaramente uccisa. Sgomento e incredulità, rabbia. Perché, come, chi? Sono le domande che in questa settimana si sono rincorse. Abbiamo sentito, ci siamo posti, ma senza risposte, solo supposizioni. Lasciamo, dice Don Adriano, che sia la giustizia a far luce su quanto accaduto. Poi la letterina letta da una nipote. Sei stata una nonna dolce e premurosa, proteggici da lassù. Parole toccanti per la nonna, strappata troppo presto e in un modo tanto brutale. Sulla bara tanti fiori colorati e l'affetto della comunità che ha voluto accompagnarla per l'ultimo saluto.